Appassionati di calcio a 5, buonasera dal centro sportivo Cercola, seconda giornata del campionato nazionale di Serie A. Si affrontano il Napoli Futsal e il Ciampino Aniene. Andiamo a leggere le formazioni per il Napoli con numero 22 Moliterno, 24 Capiretti, 6 Fernando Perugino, 7 Bruno Coelho, 8 Ozian, 9 Arillo, 10 De Simone, 11 Alex, 17 Turmena, 18 Fernandinho, 81 Foglia, 2 Pagliaro, 26 Alessandro Perugino. Allenatore Piero Basile. Risponde il Ciampino Aniene con il numero 1 De Filippis e con il numero 2 Isi, 4 Bertolini, 7 Raubo, 8 Divanei, 10 Pina, 12 Guti, 13 Wilde, 17 Casassa, 18 Pilloni, 20 Gio Salla, 21 Ganzetti, 23 Ferretti, 89 Portuga. Allenatore Ibagnes. A dirigere il match ci sono i signori Alberto Volpato di Castelfranco Veneto, Antonio Marino di Agropoli, il Crone Fabrizio Andolfo di Ercolano. Tutto pronto per il fischio d'inizio qui al centro sportivo Cercola, con il Napoli Futsal che rinuncia a Grasso e Crema per le rotazioni e anche a Marzio Gagno, perché in porta c'è Moliterno con Capiretti secondo. Per quanto invece riguarda la formazione ospite, l'assente per scelta tecnica è Mazza, e fuori anche Sonnino e un altro giocatore che adesso vado a vedere. Buriga dovrebbe essere. Allora, con il Ciampino che giocherà da destra verso sinistra, andiamo a vedere anche i quintetti scelti dalle due squadre: Moliterno, Perugino, Alex, Fortino e Arillo, e con invece il Ciampino Aniene che risponde con questo quintetto. C'è Casassa in porta, che è stato in dubbio fino all'ultimo secondo, poi Wilde, poi col numero 10 Pina, col numero 8 c'è Divanei e col numero 20 Joao Salla. Questi sono i 5 scelti dal tecnico Ibagnes. C'è il Ciampino Aniene che è arrivato qui al centro sportivo Cercola, forte della grande vittoria in casa contro il Meta Catania. Napoli Futsal invece sconfitto al debutto in diretta su Sky Sport contro il Pesaro, però questo è il Napoli al completo, perché mancavano giocatori importanti per mister Basile. Intanto subito il tentativo di Attilio Arillo, perché come detto sul parquet di Salso Maggiore Terme erano assenti per squalifica sia Fortino, sia Ozian, sia Foglia, e mancava anche Fernandinho per il transfer che è arrivato, e dunque vedremo all'opera per la prima volta Fernandinho. C'è da dire che anche Bruno Coelho era arrivato alla corte di Basile 2 giorni prima. Attenzione, subito il tentativo del Ciampino Aniene con l'assist di Wilde, la conclusione sul fondo. Dicevamo, anche Bruno Coelho era arrivato praticamente la settimana precedente, così come gli altri argentini del Pesaro, reduci dalla finale mondiale. Dunque anche per un giocatore completamente nuovo alla corte di Basile è stato difficile integrarsi subito negli schemi del tecnico di Martina Franca. Vediamo quale sarà la risposta del Napoli Futsal, vediamo se il Ciampino Aniene si confermerà. Invece intanto capitano Perugino, subito l'opportunità con la deviazione e con la parata dell'estremo difensore Casassa. Prova a rispondere ancora il Ciampino Aniene, subito la chance per il Napoli Futsal, che è andato vicino al gol con questa iniziativa del capitano. Il tocco in banda con la presa di Moliterno. Si sono giocate già tante gare nella giornata di ieri, in questo primo turno infrasettimanale del campionato nazionale di Serie A. Siamo in diretta su Futsal TV e anche su PN per gli spettatori della Campania. Perugino lo affronta Wilde con la palla che arriva ad Alex, il tocco dell'ex giocatore del San Giuseppe, poi ancora Fortino, serve Arillo, prova a puntare l'avversario, Attilio Arillo all'indietro ancora per Fortino, lo scambio con Alex, poi di nuovo Perugino, prova a farsi largo il capitano. Dall'altra parte dove c'è Alex, prova Alex a girarsi per una conclusione, viene contrastato, allora sceglie nuovamente la soluzione all'indietro per Arillo, poi di nuovo Alex dentro tra le linee per Arillo che non riesce a superare Wilde, e allora riparte nuovamente il Ciampino con Wilde, il capitano ex CMB, è arrivato qui, attenzione, qui la conclusione con Moliterno in 2 tempi, e deve opporsi a questa conclusione della formazione ospite, pericolosa in questa circostanza. Attilio Arillo, Perugino, trascorsi 2 minuti, sempre 0-0 il punteggio qui al centro sportivo Cercola, con una buona cornice di pubblico. Si è andato riempendo man mano
il palazzetto dello sport che ospita. Intanto abbiamo visto la conclusione, eravamo stati un attimo oscurati e da dove siamo con la nostra postazione non abbiamo visto. Intanto attenzione, ancora una chance per Arillo, c'era stata una deviazione con la palla che è finita sul palo. Con il replay abbiamo visto subito quello che era accaduto, quindi la clamorosa palla gol per il Napoli Futsal. E qui ancora la chance per Arillo che va vicinissimo al gol. Riparte nuovamente il Ciampino, la palla che finisce direttamente in fallo laterale. Perugino, il tocco per Fortino, prova a farsi largo. Arillo, c'è spazio per lui. Arillo ancora dentro per Fortino, la controlla di nuovo per Arillo, chiede palla Alex indietro, ma lo scambio è corto con Robocop. All'indietro ancora per Alex. Perugino, Alex direttamente tra le braccia di Casas. Joao Salla, ancora il passaggio di ritorno con il numero 20 che avanza, poi Divanei, di nuovo Pina, poi ancora il numero 8, fermato da Fortino. Attenzione, controlla il pallone della terra, tutto regolare, vediamo chi commette il fallo. Il Ciampino, Aniene, per un controllo irregolare della sfera, e dunque si ricomincia con il calcio di punizione a favore del Napoli Futsal. Sempre 0-0 il punteggio, 2 occasioni per i partenopei, con la palla che è stata deviata sul palo su un'opportunità per il capitano perugino, e poi ancora una chance per Arillo con la palla infilata sul fondo. Ha risposto il Ciampino Aniene con una conclusione dove Molitiero si è fatto trovare attento tra i pali. Adesso questa palla inattiva con Turmena che è entrato sul parquet per provare a calciare con il suo mancino. Va Alex, poi Turmena invece calcia col sinistro, la risposta di Casassa con la grande deviazione dell'estremo difensore del Ciampino Aniene. Casassa, e con la palla che finisce in calcio d'angolo. Ancora la palla dentro, non riesce lo schema per i partenopei, la transizione offensiva di Wilde che porta a spasso il pallone, non c'è intesa con Pina, e allora si ricomincia con la rimessa laterale per il Napoli. Non è d'accordo Wilde sotto la nostra postazione. Intanto rivediamo il calcio di punizione di Luis Turmena con la deviazione splendida da parte di Casas. Turmena, poi Bruno Coelho che fa il suo debutto davanti al pubblico amico. Wilde, l'anticipo, ottimo. Pina, attenzione, può caricare il mancino, lo fa con la palla che va a lambire il montante alla destra di Molitierno. La chance per il Ciampino Aniene con questa opportunità targata Pina col numero 10. Molitierno, Fernandinho, eccolo qua, il suo debutto invece assoluto nel campionato italiano. Fuori classe, attenzione, ancora Turmena con il destro e ancora Casassa gli nega la gioia del gol. Vicinissimo al vantaggio il Napoli anche in questa circostanza. Bruno Coelho, Ozian, il destro sul fondo. Neitz Ozian, anche per lui la prima partita in questo campionato dopo l'assenza per squalifica. Fernandinho ci prova e trova il gol. Fernandinho la sblocca così con il suo balletto e con il Napoli in vantaggio. Debutto con gol per il fuoriclasse brasiliano dopo 5 minuti, anzi 4 e 6 secondi trascorsi. La sblocca il Napoli con Fernandinho al suo primo gol nel campionato italiano, anche un gol beffardo perché la palla è stata addomesticata con il petto, poi ha calciato e finita sotto le gambe a Casassa, e dunque Napoli Futsal in vantaggio con il primo gol nel campionato di Serie A di Fernandinho. Lo ricordiamo al suo esordio, attento Turmena, ruba la palla, attenzione Luis Turmena, l'errore, poi riesce a rimediare in qualche modo Isi che aveva perso il controllo del pallone e stava per approfittare il bomber del Napoli con 91 gol all'attivo nelle sue 3 stagioni e con la possibilità di arrivare a quota 100 in questo campionato. Luis Turmena, intanto il blocco è con il sinistro di Fernandinho, la palla recuperata da Wilde che prova a venire in avanti, poi la recupera ancora Fernandinho. Bruno Coelho lotta con Guti, poi ancora il tocco indietro per Casassa, il colpo di testa di Portuga con la sfera che arriva sotto la nostra postazione. Turmena all'indietro per Fernandinho,
poi ancora il palleggio da parte di Bruno Coelho. Luis Turmena, Bruno Coelho, Ozian, il tocco ancora per Turmena tra le linee, avanza Bruno Coelho, cerca di servire Fernandinho con un tocco fantastico, ma la palla è uscita e dunque si ricomincia con la rimessa laterale a favore del Ciampino Aniene, l'ex San Giuseppe sul punto di battuta. Portuga, ancora il palleggio col mancino in avanti a cercare l'appoggio da parte di Raubo, poi ancora il tocco all'indietro con Isi che serve largo Portuga. Isi sbaglia tutto, poi Bruno Coelho, il fallo qui di Guti, attenzione, c'è il rischio con Guti che va a dire all'arbitro guarda che si è lanciato. Non è d'accordo il direttore di gara perché il numero 12 ha commesso infrazione, dunque riparte Bruno Coelho, la palla per Ozian, poi ancora Coelho, Ozian fermato, attenzione, regolare Raubo, la parata di Moliterno, l'errore di Ozian con Moliterno che ci mette una pezza, la clamorosa palla gol per il Ciampino Aniene vicinissimo alla rete del pareggio, l'errore di Ozian e la grande risposta di Moliterno. Ancora Ciampino Aniene in avanti, Isi, Guti, fermato, poi Raubo, ancora il palleggio, poi Raubo, Turmena, Coelho, zona pericolo con il pressing di Portuga, ecco la palla che finisce il laterale, lo rivediamo, il quasi gol da parte di Raubo con la grande parata di Moliterno, ha mantenuto la posizione Francesco Moliterno, ha aperto il braccio sinistro e si è salvato. Rischiamo invece noi qui nella nostra postazione oggi di prendere qualche pallonata. Ed eccolo anche il debutto per Adriano Foglia, 40 anni per lui, una serie di successi infiniti per il fuoriclasse con la maglia numero 81. L'anno scorso è arrivato nel mercato di riparazione a dare manforte al Napoli, è stato confermato dalla società. Per Foglia sicuramente una scommessa ancora essere protagonista su questo palcoscenico. Eccolo qua, Adriano Foglia, Ozian, Fernandinho in avanti a cercare ancora Foglia, cerca l'appoggio, Adriano lo trova in Bruno Coelho, dentro fermato, il passaggio errato, riparte Guti, c'è spazio per lui, allarga per il tentativo da parte di Raubo. Intanto attenzione alla situazione falli perché già ne ha commessi 4 il Ciampino Aniene, che batte questa rimessa laterale dentro, l'anticipo di Bruno Coelho che porta a spasso il pallone, Coelho fermato, riparte Raubo, Coelho recupera il possesso, tutto regolare, Ozian e fallo per il Napoli, trattenuta, quinto fallo del Ciampino Aniene quando mancano oltre 13 minuti al termine del primo tempo e dunque è sicuramente questa una situazione interessante anche per lo sviluppo del gioco, perché il Ciampino Aniene che commette 5 falli dopo nemmeno 7 minuti di gioco di questo primo tempo peseranno molto e condizioneranno anche le scelte nelle marcature da non affondare per la formazione laziale. Guti fermato da Ozian, questa volta il fallo è del Napoli, Kozal, ed è il primo commesso dallo sloveno. Finito a terra Guti. Ibañez che va a dire qualcosa al direttore di gara, il primo arbitro il signor Alberto Volpato di Castelfranco Veneto. Con i risultati che andiamo a leggere in questo momento di pausa della seconda giornata, la Sandro Abate che vince la sua seconda partita 4-1 sul campo di Ostia, il Meta Catania che ha riscattato il passo falso contro il Ciampino Aniene battendo il San Giuseppe 7-1, Petrarca a punteggio pieno che ha vinto 2-1 sul campo del Manfredonia, la Fel di Eboli a punteggio pieno che ha vinto 5-2 con il Futsal Pescara,
e poi l'Olympus che ha battuto 3-1 l'84 che dovrebbe avere la sconfitta a tavolino per la posizione regolare di Josico nella prima partita vinta per 2-1, e poi la vittoria a sorpresa del Polistena, la prima storica vittoria anche per il club calabrese sul campo della Camedosson. Giocherà tra breve anche il Matera, il CMB, contro i campioni d'Italia del Pesaro. Intanto la rimessa laterale per il Ciampino Niene che prova a rispondere al gol del vantaggio di Fernandinho. Guti, il tocco per Raubo, poi ancora il palleggio di Portuga, all'indietro con Guti che va a gestire il palleggio, Foglia glielo sradica, poi la suolata di Raubo, ancora Guti tra le linee, viene fermato al ripiegamento difensivo di Fortino. Molitierno in avanti, Fortino di testa, prova a scavalcare Casassa. L'opportunità per i partenopei che oggi indossano la terza maglia presentata in settimana. Il fallo di Perugino, le proteste di Raubo, calcio di punizione per il Ciampino. Abbiamo rivisto al replay anche questa situazione con Raubo che ha protestato perché diceva all'arbitro che stava per andare in porta. Joa Salla sul punto di battuta. La rincorsa del numero 20. Il classe 96. Che insieme a Mirko Casassa ha disputato il campionato di Repubblica Ceca. Attenzione, la parata di Molitierno, Perugino c'è, poi nella azione successiva avanza il capitano, palla al piede, viene fermato, la recupera Raubo, poi riesce lo scarico per Portuga che ha spazio per calciare in porta, prova la finta, poi ancora Molitierno e Wilde la deposita in fondo al sacco per il pareggio del Ciampino Aniene. Azione tambureggiante da parte degli ospiti, con Molitierno che ci aveva messo una pezza, ma Wilde da quella posizione non può sbagliare per il pareggio del Ciampino Aniene sulla conclusione in mancina di Portuga. Il tap-in di Wilde che la impatta così dopo 8 minuti. Il pareggio del Ciampino Aniene con la rete di Wilde, il capitano, il fuoriclasse assoluto, arrivato nel campionato italiano l'anno scorso con il CMB, ha dimostrato che non c'è età per fare magie ed è stato bravissimo l'anno scorso con il CMB, e adesso questa nuova avventura con il Ciampino Aniene per il giocatore classe 81. Tra lui e Foglia, Fortino, storia del futsal in campo. Arillo, ristabilita la parità con la rete di Wilde per il Ciampino Aniene, con Alex che adesso palleggia per il Napoli. Arillo fermato con la palla che finisce il fallo laterale. Alex, Fortino, Arillo, l'errore, attenzione, Wilde ne approfitta ancora con il Ciampino che prova a sfruttare questa transizione offensiva, ancora Wilde dall'altra parte, l'opportunità con l'errore in fase di battuta da parte di Pina, ancora il numero 10. Punta Alex, fermato, riparte Fortino, lascia la transizione offensiva ad Alex che punta l'avversario, Alex destro, deviato, fallo laterale per gli azzurri che hanno rischiato nella circostanza precedente ancora di capitolare con l'opportunità per il Ciampino Aniene e con la risposta da parte della difesa del Napoli. Fortino, lo schema con la palla che finisce ampiamente sul fondo. Fallo Alberto! Che cos'è? Oh, fallo di Fortino. Terzo fallo di Fortino, dunque anche il Napoli
aumenta il suo numero di falli commessi in questo primo tempo. Intanto Alex va a recuperare il pallone. Molitierno, poi Arillo, Perugino, Arillo, Fortino per Arillo che ha spazio per cacciare, lo fa, Casassa si oppone con il corpo, Mirko Casassa. Il passaggio in banda lo rivediamo a replay con Arillo che ha calciato di prima intenzione, ha allargato il braccio destro mantenendo la posizione, Casassa con il corpo. E adesso ancora questo schema con Fortino che va a raccogliere il pallone, lo serve ad Arillo, costretto a ripiegare, a recuperare ancora e a servire Perugino. Fortino all'indietro per Alex, destro fermato, rimessa laterale per il Napoli Futsal quando siamo arrivati a metà del primo tempo. 1-1 il punteggio. Al gol di Fernandinho ha risposto Wilde per il Ciampino Aniene. Squadra cambiata, quella di Ibañez, che ha dimostrato tutta la sua qualità nel debutto casalingo contro il Meta Catania. Molitierno in avanti, il colpo di testa di Alex che voleva essere un assist per Fortino non riesce. Allora il pressing offensivo da parte del Napoli con Joao Salla che scarica per Wilde, riesce a trovare il varco per compagno di squadra tra le linee. Joao Salla ancora per Pina, prova a liberarsi di Arillo ma intuisce tutto. Adesso Fortino, la finta, va a disorientare l'avversario, poi ancora il lavoro di Fortino, mamma mia che cosa aveva fatto Rodolfo Fortino, un gioco di prestigio assoluto, un gol che sarebbe stato da cineteca. Si è salvato il Ciampino Aniene. Joao Salla dentro lo scambio, poi il tocco all'indietro, che partita, ancora la risposta del Ciampino Aniene, prova a ripartire il Napoli, c'è spazio per Fortino, arriva Rillo, può passare ancora a Fortino, può calciare in porta, lo fa, Casassa c'è, e allora di nuovo la rimessa laterale e adesso è il Napoli che spinge sull'acceleratore. La doppia opportunità per Rodolfo Fortino, la vediamo adesso, quella precedente con la Veronica e poi la grande parata di Casassa, che giocata di Robocop, lo scarico di Arillo che era anche scivolato, poi il sinistro e ancora Casassa, straordinario protagonista in questo primo tempo come Francesco Molitierno in qualche circostanza per negare il gol da una parte e dall'altra. È una bella partita, è un bel ritmo, è un grande futsal qui al centro sportivo Cercola, c'è una grande cornice di pubblico perché pian piano si è riempito il palazzetto Lo Sport di Cercola con il crollo che dice che mancano 8 minuti e 33 alla fine del primo tempo. Botta e risposta tra Fernandinho e Wilde, tante occasioni da una parte e dall'altra, ci stiamo divertendo. Alex, bisogna aspettare il fischio. Laterali. Coelho, Turmena, Alex, Turmena, avanza, la conclusione del gol di Fortino, Napoli di nuovo in vantaggio. Luis Turmena ha fatto tutto benissimo, anche l'assist a Fortino che da mezzo metro non ha fallito il suo primo gol in questo campionato. Robocop Fortino che torna sul palcoscenico della Serie A. Turmena, uomo assist da quella posizione, destro e sinistro, calcia come vuole, ha scelto la soluzione verso il secondo palo dove c'era appoggiato Fortino che ha dovuto soltanto depositare il pallone in fondo al sacco per il nuovo vantaggio degli azzurri a 8:16 dalla fine. Time out da parte di Ibañez per dire qualcosa ai suoi. Fortino, e intanto rivediamo i gol. La sbloccata così Fernandinho con il pareggio da parte del Ciampino Aniene, la deviazione di Wilde sotto misura dopo la parata di Molitierno e adesso
l'azione di Turmena che ha superato in velocità Guti, ha visto con la coda dell'occhio tutto solo, libero, in porta, Rodolfo Fortino per la rete del 2-1 ed eccolo Rodolfo Fortino tornato sul palcoscenico che gli spetta per quello che ha regalato al mondo del futsal italiano in tanti anni da protagonista con tante squadre, con la nazionale italiana, perché questo è un giocatore immenso, così come Wilde dall'altra parte, così come tanti che vedremo sui parquet della Serie A. Rodolfo Fortino l'anno scorso ha scelto di ripartire dalla Serie A2 sposando il progetto del Napoli Futsal, però conosciamo ovviamente tutti il valore di questo immenso atleta. Turmena, il tocco per Ozian, poi la conclusione a giro da parte di Turmena che ha cercato il sinistro con l'interno del piede ma non ha trovato lo specchio, lo rivediamo al replay, lo scambio con Ozian splendido, poi eccolo qui il secondo palo con Casassa che sembrava sulla traiettoria assolutamente il portiere del Ciampino Aniene. Turmena prova a liberarsi all'indietro per Coelho, di nuovo per Luis Turmena, all'indietro per Bruno Coelho. Turmena, ancora il tocco per la conclusione, il gol di Neitz Ozian, 3-1 per il Napoli e arriva anche la prima rete in Serie A per il nazionale sloveno. Con questo scavetto sull'uscita di Casassa ha trovato la rete Neitz Ozian, la rivediamo, l'assist di chi? Di Turmena e poi il tocco con il destro sul palo lontano per Ozian per il 3-1 del Napoli che si porta sul massimo vantaggio in questa partita. A 7:40 dal termine arriva anche la prima rete per Neitz Ozian, giocatore giovane ma dalle grandi prospettive, anche per lui è arrivato giovanissimo in Italia, la possibilità di misurarsi adesso nel massimo campionato nazionale, ma ha grandi qualità per emergere. Doppia mazzata per il Ciampino Aniene, vediamo quale sarà la risposta dei ragazzi di Bagnes. La ruba ancora Neitz Ozian, il tocco indietro per Fernandinho che viene fermato e riparte Turmena. 7 quasi alla fine del primo tempo, doppio vantaggio per il Napoli. Turmena, poi Fernandinho, ancora Coelho, Turmena, Fernandinho la tiene con il petto, no, perché la palla finisce in fallo laterale. Riparte il Ciampino Aniene con Gauthier, poi Portuga, Gauthier, l'anticipo di Coelho, la palla per Adriano Foglia, Adriano Foglia, l'imperatore fermato dall'uscita di Casassa, ha cercato il gol di prestigio anche Foglia, riparte Ozian che aveva commesso un errore, poi Ozian ancora, la finta di Ozian, lo scarico per Foglia, il buon lavoro con Fernandinho che non riesce a calciare, lo fa 2 volte, l'uscita tripla da parte di Casassa che si oppone con il corpo in maniera straordinaria, la grande azione di Ozian che, come stavamo dicendo, ha riscattato un errore che stava per consentire al Ciampino Aniene di sbloccare il punteggio per il possibile pareggio con una grande parata di Molitierno. E poi Neitz Ozian è salito in cattedra con il gol del 3-1 e adesso con questa doppia giocata qui rivediamo anche l'opportunità per Adriano Foglia con la grande parata di Mirko Casassa. 6:18 al termine del primo tempo. 3-1 Napoli. Gauthier, Portuga ancora, Guti, lo scambio buono, Portuga anticipato al momento della battuta, poi c'è stata una deviazione di Coelho. Calcio d'angolo per il Ciampino Aniene. Va Portuga sul punto di battuta. Guti, lo scambio corto, Portuga ci prova da posizione defilata, Molitierno attento, controlla la traiettoria della sfera, Fernandinho, è arrivato il transfer in extremis per lui, Foglia, Coelho, ancora Foglia, Bruno Coelho, campione del mondo col Portogallo, impresa storica da parte
dei portoghesi che hanno vinto il campionato d'Europa, il campionato del mondo, battendo in finale la più quotata Argentina. Fernandinho non riesce lo scarico con Casassa che controlla. Il lancio lungo con la palla che finisce in fallo laterale. Entra Fortino. E ovviamente per mister Basile due pivot di grande spessore come Fernandinho e Fortino, a cui ha dovuto rinunciare ovviamente nella gara d'esordio contro il Pesaro, fanno inevitabilmente la differenza per il tecnico di Martina Franca. Arillo, la grande giocata, poi la recupera João Salla, la transizione offensiva immediata da parte del Ciampino con la conclusione da parte di João Salla, con la palla che finisce, anzi no, era Guti, chiedo scusa, che ha calciato. Qui la palla finisce in porta, ma ovviamente non c'è nulla perché era il lancio di Moliterno con le mani. Portuga, João Salla, fermato da Fortino. Meno di 5 minuti al termine del primo tempo. La rivediamo, eccola qua, il lancio di Moliterno finito in porta. Wilde, poi Guti. Wilde fermato, Foglia, e qui un rischio, poi Foglia, la giocata pazzesca di Adriano Foglia, fermato. Arillo, fermato anche lui, riparte Portuga. Guti, destro con l'uscita di Moliterno in presa bassa, arriva sotto nostra postazione la richiesta del time out del Napoli Futsal. Dunque al prossimo possesso con palla inattiva il Napoli Futsal potrà mister Basile ovviamente usufruire del minuto di time out. Arillo, non c'è nulla per il direttore di gara, possibile sandwich, lo rivediamo, il tocco di Fortino. Arillo, forse poteva starci anche il fallo, gli arbitri hanno visto così. Tiene la situazione dei 5 falli del Ciampino Aniene dopo nemmeno 7 minuti di gioco del primo tempo. 3 ne ha commessi il Napoli. Riparte nuovamente Portuga, sinistro fermato, rimessa laterale sempre per la formazione laziale. Power play con Easy per mister Ibañez. Attenzione, Wilde, Easy, il palleggio del numero 2, Wilde, poi Divanei, Portuga, Divanei, Easy, Wilde, ancora il tocco all'indietro, João Salla, c'è spazio per calciare, sceglie la soluzione per Portuga. João Salla, la conclusione da parte di Easy, c'è una deviazione con la palla che finisce in calcio d'angolo. João Salla pronto a battere il corner e ancora Wilde, Easy, di nuovo il numero 2, Wilde, Easy, destro, fermato da Alex, ultimo tocco con la rimessa laterale per il Napoli. Non c'è il portiere, attenzione, però c'è il time out che aveva chiesto Basile. Arillo sconsolato perché stava per accelerare la manovra e voleva approfittarne. Va a dire, ma perché mi hai fermato? No, è stato il Napoli Futsal che aveva chiesto il time out, quindi giusta così la decisione del direttore di gara. Intanto con l'aiuto della regia di Vincenzo Davino rivediamo i gol con Fernandinho e poi ancora il pareggio di Wilde sulla deviazione di Moliterno. È arrivato il vantaggio del Napoli con la rete di Fortino, ha fatto tutto Turbena
Turmena, uomo assist. Se lo avete nel fantacalcio va bene lo stesso. E il gol di Ozian per il 3-1 degli azzurri, oggi maglia blu. Time out chiesto da mister Basile, 2:33 all'intervallo per questa bellissima partita, perché il Napoli ha maturato il doppio vantaggio, ma il Ciampino c'è assolutamente. È stato molto pericoloso e adesso sta rischiando il portiere di movimento. Ovviamente adesso è tornato Casassa in porta con Arillo che scarica verso Fortino. La giocata di Robocop all'indietro per Bruno Coelho. Poi l'errore, attenzione qui con Wilde che ne approfitta, la giocata, poi il tocco sotto e la palla all'incrocio dei pali per la rete del Ciampino Aniene. Divanei l'ha depositata in fondo al sacco, l'errore mi sembra di Bruno Coelho in fase di impostazione. Bravissimo Wilde prima e poi Divanei con questa grandissima giocata con l'esterno, l'ha depositata dove Molitierno non ha potuto nulla. E allora il Ciampino Aniene ritorna in partita, 2:16 al termine con questa giocata di Divanei. Secondo errore del Napoli in fase di impostazione, non ha perdonato il Ciampino Aniene che si è rifatto sotto sfruttando questa opportunità. Bravissimo Wilde, questa volta come uomo assist. Ha visto con la coda dell'occhio Divanei, ma che giocata di Divanei, l'ha messa all'incrocio dei pali. Prova a rispondere il Napoli con Alex Fortino, il sinistro deviato, calcio d'angolo. 1:39 alla fine. Fortino, sinistro al volo, Casassa c'è. La riaperta il Ciampino Aniene. Casassa in avanti, il colpo di testa con Molitierno sicuro, in presa alta. Perugino, Alex. Arillo. Fortino, la tiene. Non la tiene. Nuovamente power play per il Ciampino Aniene con Isi che entra in campo. C'era tanta voglia di futsal su tutti i parchi d'Italia. Ovviamente l'anno scorso è stato un momento drammatico con i palasport chiusi e adesso anche con la capienza che può essere superiore al 30%. Tanta gente può finalmente tornare a far sentire il suo amore per questa disciplina. Gio Salla, Divanei, Portuga. Ricordiamo Bruno Coelho, calcia col mancino, la prende Gio Salla che fa ripartire l'azione da Divanei. Easy. Ancora Easy, Gio Salla, Divanei, Gio Salla, poi ancora il numero 8. Aspetta il Ciampino Aniene per trovare una soluzione verso la porta difesa da Molitierno. Gio Salla, siamo praticamente allo scadere, 6 secondi ancora per il Ciampino Aniene che vuole calciare praticamente all'ultimo secondo. Portuga sul punto di battuta, il tocco all'indietro, Gio Salla destro, la prende Alex, non riesce a calciare, Wilde e qui Portuga va vicino al gol del 3-3 proprio all'ultimo istante. Arriva invece il suono della sirena che manda le due squadre all'intervallo. Il Napoli Futsal è in vantaggio per 3-2. Una bellissima partita fino a questo momento con i gol che ci mostra la regia immediatamente, che noi andiamo a commentare insieme perché
la sbloccata Fernandinho con questa giocata e con il tocco sotto le gambe di Casassa dopo 4 minuti, poi il pareggio di Wilde a 7,57, la deviazione di Moitierno, il tap-in vincente del capitano, poi il 2-1 di Fortino sulla giocata di Turmena con il piatto, l'ha visto solo sul secondo palo per il gol del 2-1 a 11,39. Nemmeno un giro di lancette, la terza rete su assi Turmena, targata Neitz, Ozian con lo scavetto sul secondo palo e poi palla rubata, lo scarico di Wilde e la giocata fantastica da parte di Divanei a 17,44 per questo primo tempo bellissimo al centro sportivo Cercola, 3-2. Noi ci fermiamo e ci sentiamo per la ripresa.
Eccoci qua, tornati al centro sportivo Cercola per il secondo tempo della seconda giornata tra Napoli Futsal e Ciampino Aniene. È stato un bellissimo primo tempo con tante occasioni, con il Napoli Futsal in vantaggio per 3-2. Ma è un bel campionato, assolutamente. Ricordiamo anche i direttori di gara, che sono i signori Alberto Volpato di Castelfranco Veneto, Antonio Marino di Agropoli e Fabrizio Andolfo di Ercolano al crono. Napoli che ha rinunciato a Grasso e Crema per scelta tecnica. Ovviamente il Napoli lascerà sempre intanto il Pesaro in vantaggio 1-0 sul campo del CMB. Diciamo ovviamente anche Gagno fuori per la scelta dell'italiano, in porta che Francesco Molitierno. Ricapitoliamo quello che è successo velocemente: Fernandinho al quarto, poi Wilde all'ottavo, Fortino 11° e Ozian 12° e 17, e poi il gol di Divanei a 17:44, con una partita corretta, anche se ci sono stati 5 falli commessi dal Ciampino nello spazio di 7 minuti. Tante occasioni da una parte e dall'altra, 2 errori del Napoli in fase di impostazione che hanno consentito al Ciampino Aniene di arrivare al gol, con i portieri anche protagonisti da una parte e dall'altra, sia Molitierno con alcune parate importanti e anche Casassa, che era in dubbio fino alla fine, poi è stato schierato al tecnico Ibañez, che ha rischiato anche il power play, portiere in movimento nella parte finale della prima frazione sul punteggio di 3-1. Lo ha fatto ovviamente easy, con Portuga che è andato vicino al gol del 3-3 addirittura allo scadere. Buona la cornice di pubblico qui al centro sportivo Cercola. Siamo in diretta su Futsal TV e per gli amici della Campania anche su PON canale 17. Vediamo se il Napoli Futsal la porta a casa il primo successo stagionale o il Ciampino Aniene continua la striscia positiva dopo il grande esordio con il Meta Catania. Casassa in avanti, Wilde, attenzione la giocata, rischio di Molitierno fuori aria, vediamo, ammonito Molitierno perché il fallo c'è, lo vediamo al replay. La giocata di Wilde, no, è rigore, assolutamente in area, quindi netto il rigore per il Ciampino Aniene, che ha la possibilità dunque di portarsi in parità con il numero 10 sul punto di battuta. Pina contro Molitierno, dal 3-1 al possibile 3-3 per il Ciampino Aniene. Calcio di rigore per il fallo di Molitierno su Wilde, parte Pina, la ricorsa, il destro, il gol da parte del Ciampino Aniene che ristabilisce la parità. 3-3 dopo 1 minuto e 15 secondi. Il gol di Pina su calcio di rigore. Tutto da rifare per il Napoli, che si era portato sul doppio vantaggio. Non sbaglia Pina dai 6 metri per la rete del 3-3. Fernandinho, Perugino, Coelho, poi Fernandinho fermato. Pina, qui l'intervento di Arilo con la schiena. Casassa in avanti con la palla recuperata ancora con il destro da parte del numero 10 Pina. Momento di blackout da parte del Napoli con la grande parata di Molitierno. La risposta del portiere nazionale
con il destro di Pina che stava per fare l'1-2 vincente per ribaltare il passivo, per portare avanti il Ciampino Aniene. Divanei, poi la palla che finisce in fallo laterale, prova a rispondere il Napoli, il tocco per Arillo, il destro, la scivolata di Joao Salla che nega questa opportunità al Napoli, che riparte da Perugino. Poi ancora Fortino, Coelho, Arillo, Fortino, la suolata, il tocco con la palla che finisce in calcio d'angolo. Rivediamo l'opportunità di Arillo con la scivolata da parte di Joao Salla che si frappone alla conclusione del giocatore nazionale italiano. Bruno Coelho, Fortino col mancino non ci riesce perché c'è l'anticipo e allora Wilde riparte, attenzione Wilde, il destro sul fondo, ancora un'opportunità per il Ciampino Aniene con il Napoli forse in difficoltà in questo inizio secondo tempo. Wilde ha provato sul secondo palo, però ha calciato con l'interno stranamente con la palla che è finita sul fondo. La grande chance per il Ciampino Aniene è di ribaltare per la seconda volta il passivo qui al Centro Sportivo Cercola. Dopo il tentativo da parte di Pina è arrivato il destro di Wilde e adesso ancora Wilde che avanza, prova a farsi largo con la palla che viene deviata in fallo laterale. Ottimo inizio secondo tempo per la formazione di Ibañez. Riparte Ozian, Turmena in avanti a cercare Alex, fermato Ozian, Fortino, fallo laterale. Turmena, Ozian supera l'avversario, ancora Neitz, lo scarico per il sinistro di Fortino, poi Alex, risponde il Napoli. Turmena, Ozian, ancora la finta, Fortino sul fondo, che occasione per Robocop, doppia chance per il Napoli, qua si divora il gol Fortino dopo la grande giocata di Neitz, la giocata con il sinistro di Fortino, la parata di Casassa, poi ancora Neitz, Ozian, sempre da lui, il grande lavoro di Fortino che porta avanti il pallone con la sua maniera fantastica e sbaglia la cosa più semplice con il sinistro a colpo sicuro, praticamente un calcio di rigore in movimento. Ha risposto il Napoli, 3:30 giocati in questa ripresa. Dopo la doppia chance per il Ciampino Aniene, la doppia opportunità per il Napoli con Fortino. Che partita qui al Centro Sportivo Cercola in questa seconda giornata del campionato nazionale di Serie A. Turmena, Ozian, sembra essere lui l'uomo in più del Napoli in questo momento. Un po' fuori partita Alex fino a questo momento, ma conosciamo il valore assoluto di questo fuoriclasse che se si accende riesce a essere sempre pericolosissimo. Turmena, Ozian, Turmena, eccolo qui il numero 11. Turmena, Fortino, Ozian la tiene, fermato, rimessa laterale per il Napoli Futsal. Turmena, Alex, eccolo qua, Fortino fermato, lo abbiamo detto prima, se si accende Alex sa essere pericoloso. Casassa c'è, dall'altra parte subito Guti, con il tocco all'indietro, Fortino, Guti, può succedere qualsiasi cosa qui al Centro Sportivo Cercola. Politierno, riparte Ozian, Fortino, Alex, lo scarico per Turmena, la rimessa laterale per il Napoli. Ozian,
Punta Portuga, si trascina il pallone direttamente sul fondo e si ricomincia con la rimessa laterale per intanto rivediamo l'opportunità per Alex, ancora Casassa straordinario tra i pali, non è riuscito il tap-in a Rodolfo Fortino. Francesco Molitierno, Ozian, Alex, Fortino, Ozian, Alex, dentro per Fortino, attenzione, l'uscita di Casassa che ha preso un colpo. Fortino si arrabbia, gli dice guarda che non ti ho toccato. La rivediamo. Vabbè, un piccolo scontro fortuito, nulla di grave. Casassa si è ripreso subito. Ancora Casassa, Portuga, poi l'anticipo di Alex, Ozian, la finta di Ozian, la giocata ancora per Luis Turmena, il destro con il salvataggio nella chiusura diagonale difensiva da parte del Ciampino-Aniene. Riparte Portuga, lo scambio, poi Guti dentro, rimessa laterale per il Napoli. Alex, Turmena, Fortino si gira, fermato ancora da Casassa, finisce a terra Fortino, tutto regolare e qui c'è un battibecco tra Fortino e Casassa. Turmena, Alex, Turmena, Alex, pressing di Portuga, buon lavoro di Alex, in avanti per il tocco, Fortino che ha preso Casassa, riparte nuovamente Guti, fermato dalla scivolata di Alex, mamma mia, la rivediamo, Turmena, Fortino, Casassa, straordinaria risposta del portiere del Ciampino-Aniene, assoluto protagonista di questa partita. Ha negato il gol a Fortino 3 volte, sembra essere un duello tra i due, neanche troppo tenero, visto come si sono presi prima. Wilde, Portuga, sinistro, fermato, rimessa laterale per il Ciampino-Aniene. 12:54 al termine di questa partita, ricca di colpi di scena. Casassa, Foglia, la prende, lo scarico, Fernandinho, ancora non c'è intesa questa volta, riparte Portuga, attenzione, possibile subita numerica per il fallo di Alex, cartellino giallo. Ha ammonito anche il numero 11 del Napoli, la rivediamo. Alex, la scivolata, un po' coperto, non riusciamo a capire bene, però sembrava in ritardo Alex. L'arbitro era lì a un passo e ha deciso per l'ammonizione di Alex. E allora, proprio sotto nostra postazione, gli arbitri hanno ricapitolato gli ammoniti, che sono Molitierno e adesso Alex.
con il secondo fallo commesso dal Napoli in questa ripresa e con il calcio di punizione a favore del Ciampino Aniene. Parte Wilde e qui Portuga forse la doveva deviare in porta. Si arrabbia Wilde un po' con lui, doveva essere uno schema non riuscito con Portuga che l'ha presa male. Wilde al dietro per Divanei, mamma mia, all'incrocio dei pali, stava per fare un altro Eurogol il numero 8. Molitierno c'è. Wilde destro ancora con la deviazione di Fernandinho in extremis. Dopo le 3 opportunità per il Napoli Futsal sta rispondendo il Ciampino Aniene in questa partita infinita. Attenzione, attenzione il gol da parte di Portuga che porta in vantaggio il Ciampino Aniene a 12:25 dal termine della partita. Il sorpasso del Ciampino Aniene da calcio d'angolo, la rivediamo, lo schema sul primo palo, l'errore di Molitierno che non la controlla e lo schema che riesce, lo scambio tra Portuga e Wilde, il sorpasso del Ciampino Aniene, la clamorosa rimonta in questa ripresa da parte del team di Bagnez dal 3-1 al 3-4. Fernandinho, Bruno Coelho, Arillo, ancora Coelho, Fernandinho, Coelho, Foglia, scivola Adriano, Arillo, la suolata ancora Arillo, la parata di Casassa, prende anche questa Mirko Casassa, di nuovo Arillo, la finta di Arillo, la giocata, poi il tocco all'indietro, tutto regolare per il direttore di gara. Passaggio, intanto rivediamo la chance di Attilio Arillo con la parata di Casassa sotto le gambe, stava per sbeffato così come il primo tempo con il gol di Fernandinho, l'estremo difensore del Ciampino Aniene che ha compiuto dei veri e propri miracoli in questa partita. E adesso questo retropassaggio in cui c'è stata un po' di protesta da parte del Napoli Futsal, ma Ciampino Aniene, tanto rivediamo il calcio di punizione con la situazione su palla inattiva e poi la grande parata di Molitierno. Tanto ripreso il gioco qui con Bruno Coelho, Fernandinho, Arillo, l'errore di Arillo, attenzione, Pina porta a passo il pallone, la parata di Molitierno che questa volta si oppone. Tanti errori in fase di impostazione da parte del Napoli. Divanei, il pressing di Fernandinho, la recupera Molitierno, attenzione, qui c'è il fallo su Molitierno. L'opportunità di Pina. Aspetta, ancora aspetta. 11:02, aspetta. 11:02, fischiato da lui. Commesso da loro? Quindi vanno a 3. Ammonito numero 9. Aspetta. E allora ammonito Arillo per proteste, credo. Arriva adesso il cartellino, no, per la situazione precedente, per una trattenuta. Aspetta Alberto, aspetta. Tu hai fatto un fallo. Intanto ci sono un po' di proteste qui dalla nostra postazione con il cronometrista.
chiarita anche la situazione falli, stiamo cercando di capire un attimo che cosa stesse accadendo. Il gioco è interrotto da tanto tempo, intanto si ricomincia con il calcio di punizione a favore del Napoli, che si trova adesso a dover rimontare dopo il 3-1, il 3-4 del Ciampinoniere. Fortino, Arillo, il tocco per Bruno Coelho, dentro per Fortino, all'indietro per Foglia, il sinistro fermato, poi la rovesciata di Fortino sul fondo. Doppio cambio per Mister Basile con Turmena e Alex in campo. L'anticipo di Arillo, Turmena, Alex, Turmena, sinistro, deviato, calcio d'angolo per il Napoli. Turmena, ancora lo scarico per Arillo, Alex, l'errore di Alex, riparte nuovamente il Ciampinoniere con Pina, il sinistro sul fondo, Molitierno, Alex, Arillo, l'errore di Arillo, c'è il fallo però di Wilde. Lo rivediamo con Arillo che avanti, c'è l'ostruzione di Wilde, evidente. Con il calcio di posizione a favore degli azzurri. Turmena, Alex, Turmena, Alex, Arillo, viene in avanti, Arillo, dentro, si salva la difesa del Ciampinoniere. Alex, 22-11, 26-9. fermato a Alex con la palla che finisce in fallo laterale. Turmena, Fortino, qui prova la conclusione direttamente dalle braccia di Molitierno. Turmena, ancora Luis, Arillo, Alex, Turmena, la palla che finisce in fallo laterale, chiedo scusa, sul fondo con anzi no, ho detto bene, fallo laterale per il Ciampinoniere. Il Napoli che all'inizio ripresa ha avuto 3 chance con Fortino per riportarsi in vantaggio. Il Ciampinoniere invece che adesso sfrutta quest'altra situazione con il sinistro di Guti, con il mancino che finisce sul fondo. Altro errore qui di Arillo che arriva irritato sul pallone. Alex, Turmena, Alex, Turmena, Ozian, sinistro sul fondo. 22-11, 26-9. Grazie. 9-11, 22. 9-11, 22, 26. 8:43 al termine di questa partita ricca di colpi di scena. Riparte il Ciampino, Guti fermato, ancora Guti, poi la suolata con Ozian e l'errore qui che stava quasi per innescare nuovamente un'opportunità per il Ciampino. Non c'è deviazione secondo i direttori di gara e dunque si ricomincia con Molitierno. Turmena, Ozian, Turmena, Alex, Ozian, Fortino, ancora Robocop, gli soffiano il pallone, riparte Pina,
l'anticipo di testa di Tormera con la palla che finisce fallo laterale. Time out chiesto da mister Ibañez con il Ciampino Aniene, che in questa splendida partita in cui rivediamo i gol è stato bravissimo a ribaltarla dopo che il Napoli si era portato sul 3-1. Adesso uno sul portiere, perché tu ti sei incazzato. Turmena qui con la palla, qui il gol di Ozian, poi la rimonta del Ciampino Aniene è arrivata dal 3-2 di Vanei nella ripresa, il calcio di rigore per il fallo su Wilde di Molitierno, il pareggio di Pina e poi l'errore di Molitierno sulla conclusione di Portuga, che ha trovato la deviazione da posizione impossibile. Molitierno ha sbagliato qui, il portiere nazionale, dopo tante belle parate, sicuramente un errore per il numero 22. 7:47 al termine della partita. Nel futsal sono un tempo infinito, l'abbiamo visto praticamente al debutto di questo campionato, che può accadere qualsiasi cosa anche in una frazione di secondo, con la Sandro Abate che ha vinto la prima partita praticamente sul filo della sirena contro l'Olympus Roma, che l'aveva pareggiata a 71 secondi dal termine. Vediamo se il Napoli avrà la forza per rimontarla o se il Ciampino si conferma in questa prima giornata, questa seconda giornata di campionato, dopo aver vinto al debutto contro il Meta Catania. Attenzione ancora, Raubo dentro, traversa e poi traversa di Portuga e traversa da parte di Raubo. Doppia chance per il Ciampino Aniene, che ha avuto la possibilità di portarsi sul 3-5. Ozian, Alex, Perugino, Ozian, ancora all'indietro per il capitano, Alex, Perugino, Ozian, Alex, Fortino, Perugino, Alex, Ozian, fermato da Guti. Rientra Coelho e anche Arillo. Perugino, Coelho, il tocco di Arillo, la palla che finisce in fallo laterale. 6:40 alla fine, il Ciampino Aniene stava per portarsi sul doppio vantaggio con una doppia traversa. Arillo, l'anticipo, riparte Arillo, fermato, no, c'è fallo. Guti è andato a commettere un'infrazione sull'avversario. Viene anche ammonito. (6:30 alla fine). Calcio di punizione per gli azzurri. Ammonito Guti. Vanno a dialogare Coelho e Alex per lo schema su palla inattiva. Time out chiesto da Basile perché non c'era intesa su questa situazione della palla inattiva, e allora mister Basile sa che può essere un momento decisivo del match per sfruttare questa situazione, per provare ad arrivare al pareggio. Vai, tu me l'ha portato adesso. Falli 3-3, 12 giallo. Intanto vediamo anche se la regia ci mostra poi dopo quella doppia traversa
colpita dal Ciampino Aniene dopo questa opportunità di Fortino. La vediamo Arillo qui in avanti con la palla che finisce in fallo laterale, poi la chance di Goti sul fondo, e qui eccolo qui Raubo dentro per Portuga, traversa, e poi ancora Raubo, traversa, con la pronta regia di Vincenzo Davino. La chance per il Ciampino Aniene per arrivare al doppio vantaggio. Ma intanto le indicazioni di Basile alla panchina per questa palla inattiva da sfruttare a 6:29, 6:30 dal termine. Parte Alex, il tocco con la conclusione di Coelho, fermata. Turmena non riesce a deviazione a Fortino, ma c'è una deviazione calcio d'angolo. Colpo di tacco, ancora la parata di Casassa, attenzione, ancora la palla dentro, Alex, il gol da parte di Alex che la pareggia così per il Napoli a 6:14 dalla fine. La sfida infinita tra Fortino e Casassa, anche prima, poi Alex qui, la puntata tra due gambe, incredibile, doppio tunnel su questa conclusione. Lo rivediamo ancora al replay, 1, 2, forse 3, anche Casassa con la palla che ha trovato l'angolo, anzi la direzione più che angolo giusto, per consentire ad Alex di impattare questa partita davvero fantastica. Attenzione, Ibañez subito portiere di movimento, questa volta lo fa Divanei. 6:14, ne vedremo delle belle, appassionati di futsal, ne vedremo delle belle in questi ultimi 6 minuti e 14, perché mister Ibañez non ha assolutamente abbassato la guardia e la tensione per i suoi la vuole vincere. Il Napoli l'ha ripresa dopo l'ennesima grande parata di Casassa su Fortino. 4 occasioni per il Napoli Futsal con Fortino contro Casassa. Il Ciampino che ha preso 2 traverse e adesso rischia il power play. Easy, poi ancora Wilde all'indietro, Divanei, Easy, Wilde, Guti, poi Easy, Wilde, Guti, destro, Molitierno, anzi no, si salva Arillo, c'è la Portuga dall'altra parte. Wilde, 5:40 alla fine. Easy, Divanei, Guti, Easy, Wilde, ancora lo scarico per Divanei, fermato da Perugino, la recupera, poi Arillo fermato di nuovo, l'ultimo tocco di chi è? E del Napoli. Entra Joe Salla, le indicazioni di Ibañez, esce Divanei, rientra Casassa, non c'è più il power play, provano lo schema su palla inattiva, (5:16 alla fine). 4:4 il punteggio, 4:3 la situazione falli, e qui la chance per Portuga che non trova la porta. Fallo Napoli, vero? Fallo Napoli? Sì. La rivediamo, la finta, Portuga è andato vicino al gol. Ancora una volta il Ciampino Aniene. Casassa, pressing di Arillo, Fortino ruba il pallone, la rimessa laterale per gli azzurri, no, è per il Ciampino Aniene.
rientra il power play, chi lo fa? Ancora Divanei, Joe Salla, Divanei, Joe Salla, ancora Divanei, di nuovo Joe Salla, poi sul fondo, anzi rimessa laterale ovviamente, Coelho, Fortino, Alex, Coelho, in avanti, rimessa laterale per il Napoli Futsal, 4:40 alla fine, Alex, Molitierno, Wilde in anticipo, Joe Salla, Fortino di testa, fallo laterale, Divanei, Joe Salla, Divanei, colpo di testa, attenzione Portuga, Molitierno c'è, Bruno Coelho, calcia in porta, deviato, rimessa laterale, ancora occasione per il Ciampinonier, la rivediamo, e qui Portuga poteva anche calciare di prima intenzione, ha perso un tempo di gioco, ha preferito tenerla col destro e poi non è riuscito a trovare l'occasione che voleva. Ci prova Fortino, ma il controllo orientato non riesce, allora Casassa costretto a buttare via il pallone in fallo laterale. 3:54 alla fine. Arillo, e non c'è intesa con Alex, poi ancora Alex, forse un fallo su di lui, i due ex compagni di squadra al San Giuseppe. Colpo di testa di Joe Salla, rimessa laterale per il Napoli, Alex, Arillo, il tunnel su Wilde, Arillo, il destro, Casassa c'è, Casassa c'è, Wilde, ancora l'opportunità, Molitierno risponde, Alex, la scivolata di Wilde, che partita, che partita, che parata che ha fatto ancora Casassa, il tunnel di Arillo, la giocata fantastica, la conclusione a colpo sicuro, ci ha messo il piede di richiamo il portiere del Ciampino Aniene, e qui c'era l'opportunità per Turmena, fermato con il fallo fischiato al Ciampino Aniene, c'era la regola del vantaggio che non è stata assegnata, e qui l'arbitro doveva lasciar correre il gioco, però possibile azione per il Turmena fermata, quarto fallo commesso dal Ciampino Aniene. Alex, Fortino dentro, fermato Arillo, ancora Attilio, destro, fermato la scivolata di Joe Salla, poi all'indietro Alex, spinge il Napoli, 2:47 alla fine, Turmena, dentro, fermato, l'opportunità, attenzione, con l'uscita di Molitierno, Fortino, c'è spazio, può calciare col mancino, lo fa, Casassa ancora, Casassa ancora, Casassa ancora! E devono fargli un monumento, perché oggi Mirko Casassa le ha prese tutte. Ancora Fortino, sinistro, sul fondo. Che giornata per il portiere del Ciampino Aniene. E sicuramente vedremo qualche sua parata. E si candida ad essere tra i migliori di questa tornata. Portiere di movimento per il Napoli, a 2:18 alla fine, lo fa Alex. Coelho, Alex, Coelho, Turmena, Fortino, Coelho, Alex, la finta, dentro, non la tocca nessuno, rimessa dal fondo, rientra Molitierno, 2:02, l'anticipo di Coelho, restate lì perché
Sono ancora 2 minuti di spettacolo qui al centro sportivo Cercola. Rientra Divanei a fare il power play per i Bagnes. Gio Salla, la palla spedita in avanti, ritorna Casassa tra i pali. 1:50 al termine. Coelho, Turmena in avanti a cercare Alex, l'anticipo, rimessa laterale, possesso Napoli. Coelho, Turmena, Alex, Turmena, Coelho, Alex, Coelho, Fortino, Alex, Arillo, Alex, Turmena, Fortino, Turmena, 1:18 alla fine. Coelho, Arillo, ancora Bruno, Turmena, Coelho, Arillo, Alex, Coelho, Fortino, Turmena, il colpo di testa con il tocco all'indietro, che rischio per il Napoli. Con Wilde che stava per calciare in porta, rientra Moliterno, anche Fernandinho. Power play da quest'altra parte, 56 secondi al termine, Divanei lo fa. La vogliono vincere tutti e due, Basile e Ibañez. Gio Salla, l'errore di Isi. Turmena, rientra Alex. Coelho, Turmena, tra le linee per Alex, lo scarico non arriva, arriva adesso per Fortino, dentro, deviato da Casassa, l'ha presa ancora, Eccolo qua, lo rivediamo. No, sul fondo, a me sembrava sul fondo. Va bene così per il Napoli allora. Coelho, Turmena, 32 secondi alla fine, Coelho, Alex, Coelho, Alex, sinistro, fermato da Wilde, 19 secondi alla fine. Si allaccia le scarpe Casassa. Coelho, Alex, 15 secondi, Coelho, Fortino, dentro, deviato, quasi autogol da parte di Pina. Calcio d'angolo, Fernandinho, Coelho, 10 secondi, Fortino, Alex, dentro, la scivolata ancora di Isi, 6 secondi. Alex, Turmena, la giocata, la scivolata di Wilde, un secondo, dentro, si salva, ancora, Isi, mezzo secondo alla fine, va Coelho, Turmena, fermato, finisce qua, 4-4 al centro sportivo Cercola. Il Napoli non riesce a portare a casa i 3 punti. Il Ciampino Aniene conferma la sua imbattibilità in questo inizio stagione, una partita ricca di colpi di scena, ricca di emozioni, con tante occasioni da una parte e dall'altra. Si era portato il Napoli in vantaggio per 3-1, l'aveva ribaltata il Ciampino Aniene sul 3-4, poi il pareggio di Alex, alla fine hanno provato a vincerla entrambi con il power play, hanno rischiato tutti di capitolare con tante occasioni, davvero. Tanto rivediamo i gol con l'aiuto della regia. In questa partita infinita in cui è successa qualsiasi cosa, una doppia traversa del Ciampino che poteva portarsi sul doppio vantaggio, il Napoli che ha trovato di fronte un Casassa incredibile dall'altra parte che le ha prese tutte, un duello con Fortino infinito, con le parate del numero 1 del Ciampino Aniene addirittura in dubbio prima del fischio d'inizio, e alla fine straordinario protagonista. Il Napoli conquista il suo primo punto in Serie A in una stagione che si annuncia sicuramente complicata per tutti, perché signori, oggi abbiamo capito che
dietro il Pesaro campione d'Italia può accadere qualsiasi cosa, perché sono tutti all'altezza, tutte straordinarie queste protagoniste del campionato nazionale di Serie A. Ci siamo divertiti oggi al Centro Sportivo Cercola con una partita bellissima, grazie alla regia di Vincenzo Davino, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sulla Futsal TV e su PUN Canale 17. Da Fabio Morra un cordiale saluto e alla prossima.